Avete ascoltato Grafologia, un'esclusiva Veneto Globe e RC Radio. Un saluto a tutti i radioascoltatori, ai telespettatori di Radio Conegliano Veneto Globe. Renato Pasqualotti, il grafologo, oggi parla dei temperamenti. Noi, quando parliamo di temperamento, in genere consideriamo l'individuo nella sua entità. Qualche volta lo confondiamo con il carattere. Già gli stessi studiosi, Moretti compreso, parla qualche volta di temperamento, qualche volta di carattere. Ma dobbiamo fare una distinzione. Allora, per parlare di questo, mi ritorno al concetto dell'embrione, dei foglietti embrionali. Quindi già possiamo stabilire che al momento del concepimento, cosa che avevamo già visto precedentemente, abbiamo un primo imprinting, quel qualcosa che definirà poi il temperamento dell'individuo. Vi ricordate che abbiamo parlato di foglietti embrionali, cioè di queste componenti dell'embrione? Abbiamo parlato dell'endoderma, cioè della parte che riguarda la struttura digestiva dello stomaco, dell'intestino dell'individuo, del mesoderma, quindi la struttura scheletrica, circolazione del sangue, muscolatura, per arrivare poi all'ectoderma che riguarda il sistema nervoso e la pelle. Già a livello quindi embrionale, quindi dei primi attimi di vita, noi vediamo come queste componenti si strutturano in un modo diverso. Se l'endoderma, quindi abbiamo visto che riguarda lo stomaco, l'intestino, si sviluppa in un modo maggiore rispetto agli altri due foglietti, avremo tendenzialmente una persona tranquilla, serena, che cresce in volume sicuramente già magari nei primi anni di vita, più stabile se vogliamo, più legata ai sensi, al cibo, a tutto ciò che è sensoriale. Se si sviluppa maggiormente il mesoderma avremo una struttura atletica importante, in genere brevilineo, con un'ossatura molto robusta e una muscolatura significativa. Sono quei personaggi che poi, quando vanno in palestra, danno grande soddisfazione all'istruttore. L'ectoderma invece diventerà un intellettuale, un uomo di pensiero, di riflessione, particolarmente sollecitato da tutto ciò che è esterno. Troveremo il nervoso in questo caso di Ippocrate. Allora, partendo da questo, vi parlerò di Ippocrate, questo straordinario medico greco. Stiamo parlando del 460-370 a.C. Un medico che ha fatto degli studi significativi, era particolarmente attento non soltanto alla malattia in sé, ma alla ricerca del capire, dell'approfondire, perché determinati individui erano più soggetti a un certo tipo di malattia piuttosto che un altro. Ecco che quindi lui ha classificato gli individui a seconda dei vari temperamenti. Come li ha stabiliti? Sulla base degli umori, che noi potremmo definire come delle secrezioni ormonali delle ghiandole endocrine, del fegato, del pancreas e via via via. Sulla base di questi umori, di queste secrezioni, lui ha classificato i temperamenti in 4 categorie. Avremo un temperamento linfatico. Qui troviamo una maggiore espansione del foglietto dell'endoderma. Il linfatico è una persona stabile, una persona tranquilla, una persona serena, sicuramente non vuol cambiare il mondo. Gli va bene così com'è, l'importante è che ci sia la nutrizione. È un personaggio portato ai sensi, all'aspetto sensoriale.
un buon gustaio sicuramente, una persona molto socievole. L'importante è fare una bella scampagnata, andare a mangiare, ridere, godere insieme di tutto ciò che la vita offre. La scrittura, perché noi grafologi ovviamente il temperamento lo andiamo a vedere non tanto dalla malattia, come avrebbe potuto fare magari Ippocrate, ma dalla scrittura. Ecco che quindi la scrittura la troviamo arrotondata, molto calcata, perché c'è anche energia in questa persona. Si espande, anche lo stesso calibro sarà tendenzialmente grande, perché è una persona estroversa. La scrittura è chiara. Chiara che cosa vuol dire? Che è facilmente leggibile, si avvicina al modello scolastico. La personalità non si è evoluta, rimane ancorata a quello che è l'atteggiamento del bambino socievole, del bambino pacione, del bambino che ama divertirsi e stare in compagnia. Quando la scrittura, pur mantenendosi con un calibro piuttosto grande, ma con una pressione discontinua, quindi può essere leggera e poi caricata da una forte tensione, allora troviamo il sanguigno, che corrisponde al mesotipo dove si sviluppa maggiormente la parte quindi scheletrica, muscolare, circolazione del sangue. Questa è una persona molto sicura di sé, combattiva, intraprendente, con il calibro tendente al medio ma medio grande, sarà un abile venditore, un politico, avrà energia, sarà combattivo, avrà i segni dell'assalto, cercherà la propria autonomia, la propria indipendenza. Il comando è un condottiero. Quando la scrittura invece diventa di calibro più piccolo, perde un po' di tono, diventa più filiforme. Ecco che ci troviamo davanti a un tipo più intellettuale. Ippocrate definiva questo come il nervoso. Noi abbiamo il concetto del nervoso un po' così, un concetto un po' superficiale, pensando che il nervoso sia una persona che si muove continuamente. In effetti il nervoso è la figura più instabile, più sollecitata da tutto ciò che è esterno, avrà 1000 interessi, ma forse non porta nulla a conclusione. Abbandonerà, riprenderà ancora, è sicuramente comunque il più intuitivo. Capisce le cose prima ancora che accadano, intuisce le persone, le capta, ha un sesto senso, si dice. Ecco che quindi qui la scrittura diventa più disordinata. Mi ricordo un po' quanto di solito mi dicono le persone che affrontano questa materia della grafologia. Una delle prime cose che mi chiedono mi dicono: ma allora quando noi parliamo di figure, di persone importanti o di persone anche sicure di sé, che cosa dobbiamo dire dei medici che hanno delle scritture così illeggibili, così disordinate? Le ricette stesse alle volte il farmacista non le capisce, non capisce quale farmaco deve consegnare al cliente che viene prescritto dal medico. Ecco, qui abbiamo a che fare con delle persone intuitive e mi pare che questa sia una caratteristica doverosa per un medico. Lui intuisce per fare poi una diagnosi ed ecco che quindi la scrittura diventa di conseguenza più personalizzata. Non è più una scrittura scolastica, ma si trasforma, si elabora a seconda appunto della personalità dell'individuo che con il crescere, quindi abbiamo anche una scolarità magari maggiore rispetto ad altri, porta quindi quasi all'illeggibilità della scrittura. Ovviamente perché questo sia positivo bisogna avere una sensazione piacevole, sia pur illeggibile, e qui Moretti definisce il segno oscura,
proprio perché non chiara, deve essere comunque, perché sia positivo, una scrittura armoniosa. E quindi non necessariamente disordinata. Ecco, deve essere in un contesto comunque piacevole. Abbiamo visto quindi 3 temperamenti ippocratici: il linfatico, il sanguigno, il nervoso, che corrispondono ai foglietti embrionali dell'endoderma, del mesoderma, dell'ectoderma. Ma Ippocrate ha trovato un altro temperamento, ed è il bilioso. Non ha origini embrionali. Lo troviamo, questo carattere, con la crescita, per quanto ci siano già a livello durante la gestazione, durante il prenatale, quindi, ci siano dei soggetti che avranno questa predisposizione. Che caratteristica ha allora il bilioso? La scrittura qui diventa più decisa, più sicura. Il calibro in genere è un calibro medio-piccolo. Le aste sono particolarmente rette. C'è una buona tenuta del rigo, c'è energia dentro la scrittura. Le aste sono parallele e c'è tensione, ma è una tensione contenuta. Il bilioso è un emotivo, sicuramente come il nervoso, però per forza di volontà ha capacità di contenere questa propria emotività e la gestisce in un modo positivo, con grande capacità organizzativa. Per chi mi può guardare, quindi questo telespettatore, se osserva la scrittura che sta nello sfondo, che è una scrittura di Giambattista Cima, stiamo parlando di una scrittura del 1513, troverà un calibro medio-piccolo, molto contenuto. È una scrittura un po' bizzarra, se vogliamo, dobbiamo pensare che si tratta di un personaggio del Cinquecento, ma comunque molto stabile. È angolosa e questa reattività che noi troviamo nell'angolo è molto presente nell'individuo bilioso. Quindi potremmo definire, in questo caso, Giambattista Cima, un bilioso nervoso. Sono degli elementi importanti per capire l'individuo, perché già a colpo d'occhio potremmo definire se un individuo è più o meno emotivo, a seconda del movimento, se è più stabile, quindi se ha una buona tenuta del rigo, se è intuitivo. Quindi quando noi dobbiamo scegliere una persona per fare un team di lavoro, avere immediatamente dalla scrittura il temperamento è un'ottima cosa per collocarlo nel modo migliore in questo team. Con questo io ho concluso i temperamenti ippocratici e ritornerò la prossima settimana parlandovi magari ancora di temperamenti visti da un punto di vista filosofico. Con questo vi ringrazio per l'attenzione, vi auguro una buona giornata. Renato Pasqualotti, Veneto Globe, Radio Conegliano. Avete ascoltato Grafologia, un'esclusiva Veneto Globe e RC Radio.